Un normale sabato pomeriggio di inizio estate si è trasformato in tragedia. Verso le 16 a Venezia, in Calle Larga, 22 marzo, un uomo veneziano si è sparato un colpo di pistola alla testa. Davanti ai passanti, molti dei quali sono rimasti scioccati dalla scena. Sentendo il forte rumore e alcune grida, i negozianti e i residenti della zona, a due passi da Piazza San Marco, sono corsi fuori trovandosi davanti la macabra scena. L'uomo, dalle prime informazioni, un pensionato residente poco distante, era a terra privo di vita su un fianco, in una pozza di sangue con ancora la pistola in mano, le ciabatte accanto al corpo. Sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del SUEM che però non hanno potuto fare nulla. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno provveduto ad allontanare i passanti delimitando la zona e raccogliendo le testimonianze di chi si trovava lì in quel momento.